Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati qui su Round 2 Total War ancora per una campagna, per la campagna contro la Lega, in questo caso la Lega Anato-Ellenica, che ci vede su molti fronti. Allora, signori, dal punto di vista dell'Anatolia siamo in recessione. Ci hanno rioccupato Sinope, abbiamo perso la decima africana, eccola qui che si sta ricostituendo molto lentamente. Abbiamo Nicomedia sotto attacco, come vedete, da queste legioni, scusate, questi eserciti qui. Pergamon fortunatamente non arriva in un solo colpo a Nicomedia, però potrebbe darci noia sicuramente in futuro. Anche Anchira che controlla un po' dall'altopiano, dalla sua zona alta del territorio, controlla un po' tutti i territori e potrebbe tranquillamente da qui discendere con questo esercito e arrivare in zona di Nicomedia. Nicomedia che è fondamentale per controllare il passaggio delle navi in questo punto, in particolare per la difesa poi di tutta la Grecia, e quindi va mantenuta assolutamente Nicomedia. Un po' meno importanti sono Side e Iconium, in particolare Iconium la vedo proprio poco importante, volendo potremmo sacrificarla, cosa che ovviamente non voglio fare, e Side che è importante in particolare per quanto riguarda il suo porto. È necessario il porto per poter evitare che gli egiziani, ma in particolare Pergamon, riescano poi a sfruttare le navi per andare a sbarcare in Grecia. Grecia che tra l'altro è tenuta sotto scacco, mettiamola così, da Sparta, che ci ha dichiarato guerra, ed è per questo che la Lega è anato-ellenica, e ci ha dichiarato guerra proprio per attaccarci dal sud della Grecia. Quindi dobbiamo stare attenti. Abbiamo portato qui una legione, la nonna Rapax, che è in attesa di muovere attacco verso Sparta, però per ora non facciamo nulla, anche perché siamo in inferiorità numerica. Poi gli spartani sappiamo tutti che sono degli ossi duri. Nel frattempo, finalmente, dopo questa lunghissima traversata della nostra flotta, sta arrivando a destinazione anche la Legione Settima Concordialis, che andrà a rinforzare questo diciamo territorio a sud e ci permetterà di espanderci verso Anchira, io credo. Con la decima africana che ritorna in gran carriera a Nicomedia potremmo poi pushare su 4 lati, su 4 punti, e questa è tanta roba perché potremmo fare veramente un'invasione su grande scala di Pergamon. Ovviamente se va tutto secondo i piani. Già qui vedo dei piani che non funzionano perché le pestilenze continuano a distruggere le nostre legioni. Ah, nota importantissima, nello scorso episodio è anche morto il faraone, e quindi abbiamo questa legione che si è potuta sbloccare, liberare per insomma andare verso Gerusalemme e magari provare un attacco da sud verso nord. Sarà una cosa lunga, però noi siamo qui per giocarcela, quindi direi che non siamo messi malissimo. Potevamo fare di meglio. A breve, tra l'altro, col prossimo turno chiuderemo la filosofia naturale, che ci darà un bel po' di risorse dal punto di vista soprattutto delle azioni politiche e soprattutto il 20% alla ricchezza derivante dalla cultura. Qualcosina magari ci darà in più. Bene, iniziamo allora la partita. Mal ritrovati. Io sono Lord Perso, ragazzi, e vediamo cosa accade in questo game. Eccola là. Questo esercito da dove è venuto fuori? Porca miseria, ragazzi. Porca miseria. 3 eserciti nascosti. 3 eserciti nascosti. Siamo comunque superiori. Siamo comunque superiori. Però per me è troppo facile darla vinta così all'IA, perché qui vinceremmo se facessimo risoluzione automatica. Ma io questa invece la voglio giocare. La voglio giocare perché voglio dare all'IA la chance di farmi del male. Sapete che qui giochiamo in modalità storica e non giochiamo per vincere. Noi giochiamo per giocare la storia di Roma. E quindi le partite, anche se siamo in vantaggio, le andiamo a giocare. Soprattutto se penso di non essere così tanto in vantaggio come dice il PC. Vediamo.
Siamo contro il potere di Eracle, i fedeli di Atena e l'orgoglio di Agamennone. Noi, la 12ª Macedonica. La nostra legione è molto forte in attacco, ma meno in difesa. Allora, ragazzi, ci vediamo fra qualche secondo. A few moments later. Allora, ragazzi, non vi nascondo che ho avuto difficoltà sia a posizionare trappole che a mettere gli uomini in campo. Un po' perché siamo oversize rispetto alla taglia del villaggio. Un po' perché ho voluto costruire delle trappole. Per esempio questa, dove ci sono questi pali e delle trappole per gli uomini a terra, con un corridoio libero, dove loro dovrebbero teoricamente incanalarsi per arrivare a colpire il punto più debole. Mentre invece qui ho costruito parallelamente un punto molto forte e rinforzato con un sacco di pilum che dovrebbero falciare tutti quelli che si avvicinano. Qui ho messo una solida difesa. Qui fondamentalmente ho messo le trappole, ma sono solo contenitive per evitare che arrivino dal dietro. Qui ho messo un rallentamento, ma in realtà non è che serve a molto. Qui c'è tutta la nostra cavalleria e qui degli altri uomini. Qui altri uomini di difesa. Insomma, li ho messi non in maniera fissa, a parte i primi 2 punti che vi ho fatto vedere. Anche qua vedete ci sono degli altri uomini che sostanzialmente non fanno nulla, ma li voglio lasciare così per essere un po' più mobile e difendere il villaggio dai diversi punti, perché io immagino che loro arrivino da diversi punti. Però non ne sono certo, però devo essere pronto. Perciò iniziamo la battaglia, vediamo un po' come va. Intanto facciamo uscire subito la cavalleria, che così potrà darmi una mano sicuramente. Andiamo a posizionare i nostri in difesa, così non ci devo più pensare a sta roba. E mo vediamo cosa succede. Qui mettiamo gli arcieri. Questi volendo si potrebbero girare. I rinforzi si stanno avvicinando, ma non voglio saperlo. Ok, sono di là. Un gruppo di uomini di là e gli altri non li vedo. Attenzione al generale che si va a schiantare direttamente sui pali. Bravissimi, quella dell'intelligenza artificiale, complimentoni. E voilà. Bene. Dai, mi ha perso quasi 10 unità, non male. Bene, il corridoio ha funzionato. Attenzione alla cavalleria che ci viene subito incontro, ma ne andiamo a fargli visita. Direi che 1 contro 4, direi che lo sono spacciati. Bene così, anche se la loro cavalleria è molto forte. Qui sta arrivando una cavalleria ancora, va bene, gliela lasciamo fare. Gli altri non li vedo per ora, però questa nebbia non è il massimo per la difesa. Però per ora ci siamo. Cerchiamo di attaccare questa cavalleria in superiorità. Qui dovremmo facilmente massacrarli. Peccato che sono arcieri, mi fanno sprecare un po' i colpi, va bene. Qui stanno battagliando con la cavalleria, che però va già in fuga. Con la cavalleria del generale, sì. Perfetto. Questi massacrati. Devo andare a prendere l'artiglieria, perché l'artiglieria può farci veramente male. Qui intanto stanno arrivando altri cavalieri, ma siamo abbastanza coperti. A meno che non attacchino dall'altro lato, ma per ora. Allora, fatemi vedere. Questi sono uomini semplici, ok. Questi qua li buttiamo dentro qui nel carnaio e li facciamo massacrare così. Ok, andiamo a prenderci questi. Bene, qui intanto la resistenza c'è. Picche potrebbero essere un problema, però cerchiamo di resistere. Comunque un po' di truppe le abbiamo buttate dentro, Poi abbiamo ancora le truppe di rinforzo. Vabbè dai, un po' di roba ce l'abbiamo. Qui intanto arriva la cavalleria, che non sono pochi. Non sono pochi per niente. Però cerchiamo di fermare prima questo grande attacco e poi vediamo cosa fare. Qui siamo pieni di tiro. Allora, questo tiro magari lo andiamo a spostare di qua. Tanto non me ne serve così tanto. Qui continuiamo a tirare. Dovremmo riuscire, spero. Ok, perfetto, ottimo. Pochissimo danno gli abbiamo fatto, ragazzi. Qui intanto abbiamo preso bene l'artiglieria. Attenzione alla cavalleria che sta arrivando. Ok, allora giriamoci.
Riusciamo a girarci in tempo? Non lo so. Vabbè, nel dubbio carichiamo e basta. Potenziamoci. Ok, loro si spaventano. Si aprono. Bene per noi. Si sono spaventati, sono rallentati un attimo. Aumentiamo qua la potenza. Cioè la potenza, il morale. E rimaniamo così. Questi cavalli si sono schiantati contro le nostre lance. Ottimo. Non vedo i nemici da nessun'altra parte, ma ci dovrebbero esserci. Forse sono uno o due messi assieme, però intanto no, inseguite le gallerie, ragazzi. Non lasciatele scappare. Oppure prendiamo questa che sta tentando un aggiramento. Ok, bene. Tu vai su questa, va. Ok, perfetto. Attenzione al generale, attenzione al generale, che per ora ha perso solo 5 uomini, però insomma. Qui intanto abbiamo un'unità scossa, ottimo. Questi sono entrati, sì. Allora, facciamo entrare questi. Questi hanno finito le munizioni, li portiamo indietro. Ok, perfetto, hanno lasciato lo spazio per il tiro. Ottimo, questo è decisamente più efficace, quello delle legioni. Ok. Qua si stanno dando alla fuga, ma noi li dobbiamo intercettare. Arcieri, ok. Allora, andiamo a prendere questi piuttosto. E intanto inseguiamo anche la cavalleria. Qui rimaniamo saldi. Non ci arriva il tiro qua. Però dovremmo riuscire in qualche modo a fregarli. Mi preoccupano questi, però va bene, adesso vediamo. Dai ragazzi, forza. Accelerate il passo. Non so se ce la faccio a prenderli. Andiamo su questi. Attenzione a questi appiedati, perché potrebbero essere un problema. Attenzione, ci tirano. Ok. Superiamoli. Ok, cavalleria fatta fuori. Dai, su questi arcieri, forza. Non fatemi intercettare. Non fatemi intercettare. Dai, dai, superateli, superateli, superateli. Superateli. Attenzione, scappano. Non fatemi intercettare. Giriamo di qua. Dopo abbiamo questa cavalleria alle calcagna che ci dà un po' di fastidi. Dai, buttiamoci dentro di qua, girate e buttatevi dentro. Scusate per il cambio grafico, ragazzi, ma il gioco sta sbarellando. Ok, questi li abbiamo presi. Attenzione. Ok, andiamo, defiliamoci, via, via, via. Via, via, defiliamoci. Anche questi lampeggiano, purtroppo. Sono solo spaventati. Il nostro generale lampeggia. Successo, cosa sta succedendo al nostro generale? L'hanno preso di mira. Questi qua, maledetti. Andiamo a portare supporto al generale. Via, via voi. Ok. Via, via, via tutti adesso. Via, via. Dai, dai, dai ragazzi. Ok, sono defilati, perfetto. Qua continuano i combattimenti. Io direi che ci possono andare dentro questi adesso, giusto per il massacro totale. Vai, buttatevi dentro. Qua l'abbiamo vinta, perfetto. Quindi niente, non c'è bisogno di difendere ulteriormente. Li lasciamo qui per ora. Ok, la nostra cavalleria è salva. Si ricompone qua. Anche perché ci saranno altri alcieri da far fuori. No, non è vero, sono solo picche. Così pochi, me li ricordavo più grandi. Vabbè, meglio così. Qui continuano i danni. Non fa niente. Veniamo in difesa, tanto sono solo quelli del villaggetto. Voi riprendetevi. Stanca, stanca, stanca e senza fiato. Riprendetevi, che adesso c'è il prossimo giro di valzer. Ok, qua stanno cedendo, ma va bene così. Ah, anche loro però stanno cedendo, non male. Non male.
Allora, fatemi vedere. Questi sono sempre quelli della milizia? No. Questi sono i nostri. Ci dovrebbero essere quelli della milizia da qualche parte. Mi sa che me li hanno già fatti fuori. Me li hanno già fatti fuori. Sì, sono solo quelli con gli spadaccini, va bene. Ok, dai. Qui un po' di rinforzo l'abbiamo dato. Buttiamoci su questi. Dietro mettiamo i nostri a mo' di contenimento, così non ci sono più problematiche. No, guarda, li dobbiamo subito piazzare. Dobbiamo piazzarli subito. Mettiamo 2 giusto per. Questi stanno andando in crisi. Ah, eccoli qua, che non li vedevo. Questi sono. Fa niente, hanno bucato ma fa nulla, non succede nulla. Adesso li tamponiamo con questi. Gli unici che mi danno veramente fastidio sono questi arcieri maledetti. Però devo ancora aspettare un attimo. Va bene, qua il fronte è collassato, ma è tutto nella norma. Allontaniamoci con questi. Voi mettetevi qua, perché adesso caricate voi. Ok, qua vedo che l'intervento dei romani ha già subito portato degli effetti. Ok, ottimo. Qui può rimanere la corte a difendere, non c'è bisogno che arrivino tutti. Voi portatevi di qua. Ok. Perfetto, questi avanzano, ma non li andiamo a intercettare con questi. E siamo pronti per il massacro. Loro, ovviamente. Ok. Forza ragazzi, pushate. Ok, gli arcieri sono in posizione di sicurezza, perfetto. Cavalleria pronta a piombarsi sugli arcieri. Bene. Qui scontri, ma secondo me la vinciamo facile, perché loro dovrebbero essere abbastanza affaticati, visto che non sono i primi che incontrano. Questi lampeggiano ma non mollano. Intanto questi si rendono conto della cavalleria che arriva dal dietro. Urlano: correte, correte! Però sortiscono l'effetto di avere paura, ma la nostra cavalleria sopraggiunge comunque. Tentano un'altra fuga, ma senza esito. Guardate qua. Guardate qua. Impietosa nostra cavalleria. Va bene, dai. Li abbiamo presi questi. Tentano magari il passaggio a sud. No, dai. Allora, intanto loro sono qui. Bene, forza romane, andate in prima linea e fategli vedere chi siete. Voi scarsi, andatevi a farli crocefiggere. Ok, cavalleria adesso si può riposizionare per un bel attacco. Quasi quasi attaccherei da qua, guarda. Ok, tanto qui continuano a salire i livelli, ottimo. Ci posizioniamo a Cuneo. Vai, sceglietevi un obiettivo, ragazzi. Ok. Dobbiamo spaccarli. Il primo è il generale che si butta dentro, signori. Il primo è il generale. Vai, tiriamo su tutto, così anche loro si prendono fiducia. Stare attenti al generale che potrebbe morire, Servionatta. Lo tiriamo fuori, giusto per essere... per evitare castronerie. Ok, qui guarda, 2 legioni che tengono a bada 300.000 persone. Cioè 2 manipoli, scusate. Ok, cavalleria, ritiratevi.
Ritiratevi. Ok. Perfetto, recuperate un attimo. Ok, questi ci inseguono. Sì, altro giro, non vi spaventate signori. Non vi spaventate. Ok, continuiamo a pushare. Vai, tutti dentro qua adesso. Dritti. Ok, scossi, perfetto. Sì, forse potevo giocare in maniera un po' più intelligente, ma va bene così. Loro si sono liberati, quindi andiamo di qua. Cioè liberati, si sono recuperati. Purtroppo non ho più il tiro. Un po' di confusione tra le file qua, Allora, voi che tanto non fate una mazza, mettetevi qua e tirate sulla folla a questo punto. No, da qua. Già si stanno iniziando un po' a soffrire. E un po' di perdite effettivamente l'hanno avuta. Chiudetevi in serrata. E via dritti anche voi. Cavoli, mi sono... No, raga. No, mi sono perso via. Ho perso la cavalleria. Errore. Ai ai ai. Iniziano a cedere tutti. Attenzione. Torniamo indietro con questi. Ai ai ai, erroraccio. Mi sono distratto. Portiamo queste due legioni qua. Abbiamo perso... No, non abbiamo perso niente. Allora, andiamo avanti. Dai ragazzi, forza. Allora, questi sì, va bene, li facciamo fuori, va bene. Disponiamo questi qua. Ok, gli arcieri li abbiamo salvati in qualche modo. E adesso dovete tirare sui nostri nemici. Ok, qua si è creato un tappo che purtroppo non possiamo più liberare. Purtroppo, vai, bravi, ottimo. Tirate su questi. Dai, tirate. Bene, non faremo tanto danno, però qualcosina. Eccoli qua intanto le due legioni di rinforzo. Forza, tirate che danno il morale va giù. Ok, qua ce la stiamo facendo. Forza. Ok, spostatevi indietro e adesso lasciate la fanteria romana lavori. Ok, chiudetevi. Ok, e chiudetevi anche voi. Perfetto. Ok, e voi adesso continuate a tirare su questi. Ottimo. Questi, cavoli, resistenti, Questi resistenti. Ok. Va bene. Allora, tu sei l'unico che puoi darci un po' di morale. Portati qua. Ok. Voi tre siete pronti per fare l'aggiramento. Vi metto qui anche a voi. L'idea è quella poi di, una volta che questo fronte è stato liberato, fare il giro e prenderli da dietro, se riusciamo. Ovviamente i nostri soldati romani stanno facendo un po' fatica contro le picche più che altro. Dai ragazzi, però forza, fateli fuori. 64. La fanteria oplitica è sempre la fanteria oplitica. Bene, qui stanno collassando. Forza. Tirate su questi. Ok, perfetto, sono andati. Ora tutti su questi.
E anche voi. Concentrate i romani, per favore. No, dai, c'è un po' di spazio per il tiro. Ok, perfetto, ottimo. Ottimo. Guardate qua. Guardate qua. Lampeggiano, lampeggiano. Questi scappano. E adesso a breve scapperanno anche questi qua. Ok, andati. Spostiamoci velocemente. Tutti, forza. Voi mettetevi qua se li volete tirare, ma non ce n'è più bisogno. Forza. Proseguiamo in maniera composta, ma implacabile. Ok, qui la situazione si è risolta. Mettiamoci da questo lato. Tiriamo magari fuori questi, che sono quelli un po' più in difficoltà, e ci buttiamo dentro questi. Adesso appena raggiungo la prima linea lo facciamo. Ok. Avanti le aquile. Ok, ci disponiamo, stiamo arrivando, signori. Forza. Eccoli qui. E quando ci vedranno si cagheranno sotto. Che non potranno più uscire. Chiusi in un vicolo, chiusi in un budello. E qua continuiamo a dispensare frecce e colpi. Eccoli signori. Non si sono ancora girati, non si sono ancora accorti. Ma signori miei, è la loro fine. È la loro fine. Tirate. Forza. Ilum. Dove andate signori? Dove state andando? Qua, 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 qua. Ok. Tirate, tirate. Guardate che se ne sono accorti, sono gialli, guardate. Ok. E ora via. Eccoli, vedete che si stanno ammassando. La paura nei loro occhi. Forza. Anche voi seguiteli. Tutti dentro. E voi invece qua, per non lasciare passare nessuno. Bene. Bene, 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 bene. Signori, colonne di romani che entrano nelle schiere nemiche e iniziano a spaventarsi. Signori, guardate. Il morale scende. Uomini su uomini incazzati, ferociti. Signori, collassano. Collassano. Ok, dentro ancora. Dentro ancora, forza. Guardate che tutti lampeggiano. Perfetto. Perfetto. E Roma vince ancora, signori. Anche se abbiamo perso tanto. Abbiamo perso la cavalleria. Abbiamo fatto un po' di piccoli pasticci, Mi sono perso delle parti, ma vi ripeto, non era facile da gestire, proprio anche dal punto di vista della disposizione. Comunque abbiamo perso un quarto dell'esercito. E insomma, non poco, non poco. E loro invece ne hanno perso quasi più della metà. Sì. Però non siamo messi benissimo, Diciamo che abbiamo mantenuto un po' la parte, il nucleo, diciamo, il grosso. Abbiamo tenuto il tiro, però abbiamo perso la parte più aggressiva e la parte più mobile. E anche il generale, speriamo di non averlo perso proprio del tutto.
Bello, mi è piaciuto questo scontro, devo dire, comunque. Loro hanno giocato bene. Non hanno infatti perso neanche troppe unità. Noi invece abbiamo perso di fatto. No, abbiamo perso il generale. Abbiamo perso il generale. Peccato. Peccato. Allora direi che i prigionieri li rilascio, perché di tenermeli non mi interessa. Bravi loro, che non mi sono proprio accorto di questo attacco. Però un po' debole, perché avrebbero dovuto usare una legione un po' più piena, insomma. Dovevano attaccare in maniera differente, ecco. Attenzione, Rodi! Rodi che avanza! Rodi avanza e ci dà adesso un problema da gestire. Fa fuori i nostri nemici. Cioè i nostri alleati, scusate. Io porto sulla legione adesso per aiutarmi. In realtà... Tant'è che tornano indietro anche Pessinus. Attenzione, un attacco. Ah, vabbè, questo è l'ultimo. Ragazzi, il sacrificio dell'eroe. Circondato da 3 romani. Attacca direttamente alla città. E li ricordiamo così. Diamogli una degna battaglia in modalità aggressione. Uno contro tutti. E cadono così gli eroi sconfitti dal tempo. Togliamo comunque il cappello, ragazzi. O meglio dire l'elmo. Per questo generale che ha voluto sacrificarsi così. Piuttosto che finire i suoi giorni. Vediamogli allora la giusta finale, dai. Ci diamo i prigionieri. Piuttosto che questo gruppo di uomini, questo gruppettino, piuttosto che finire i suoi giorni nell'oblio in una fattoria a coltivare campi, hanno preferito sacrificarsi senza senso per onorare tutti gli uomini caduti in battaglie sotto il suo comando. Onore a quest'uomo. Morte onorevole. Allora ci prendiamo la cavalleria pretoriana. Vediamo se possiamo buttare dentro un politico. Allora sicuramente. Chi scegliamo come politico? Vediamo uno forte nel marziale. Se c'è. Se c'è. Ma non ne vedo forti. Non ne vedo. Allora, il primo che ci propone è Publio Grazio Priscio. Io qua però purtroppo non posso vedere chi sono. Grande difetto di questo gioco. Questo è un 9 nell'astuzia. Prendiamo lui allora. Servio Giunio Natta ci ha lasciato. Scoperto un agente in incognito. Filosofia naturale. Caduti, solita roba. Cappadocia ci ha lasciato col grande finale. Bene, figlia è diventata adulta. Legione XVI libica ha preso il grado 2, ottimo. Insomma, ne abbiamo un po' di cose da fare. Allora. Qui la cavalleria può rimanere in realtà e rinforzarsi. Andiamo a potenziare il generale. Allora, fatemi vedere. Potremmo in realtà prenderci anche dell'artiglieria. Non sarebbe male, dell'artiglieria. Però serve più in attacco che in difesa. Sicuramente uno di cavalleria sarebbe da prendere. Dai, ce lo prendiamo. E gli altri li teniamo qua così. Questi cosa sono? I ribelli. Non ho intenzione assolutamente di uscire adesso con i ribelli in campo. Preferisco tenermi il cavallino. E poi vediamo. 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 Allora, io direi che ci potremmo prendere la vela, perché ci dà un meno 7 al mantenimento delle navi. Però vediamo un attimo. Più 10 casate al rostro non sarebbe male. Oppure più 25% alla salute per tutte le macchine d'assedio. Ok, quindi questo è l'attacco. Questo ci
permetterebbe una difesa maggiore, non sarebbe male. Dagli assediati. Vediamo qua. Non è che becchiamo tanto di più, più 4% alla ricchezza. Anche questo non sarebbe male. Non sarebbe male, vediamo. Queste strutture, ma non abbiamo soldi per investire nelle strutture. Allora. Potremmo fare anche questo, che ci dà più 4 al commercio, più 4%, però... andiamo su questo, dai. Ci difendiamo. Artiglieria difensiva migliorata. Che adesso siamo un po' in una situazione di assedio, no? Anche se siamo sul territorio nemico. Però questo è. Allora, vediamo di concludere questo turno. Finalmente sbarca la... Questo chi è? Ah, Cnosso. Sono spaventato. Finalmente sbarca la legione. A questo punto possiamo liberare questi e andare a colpire Rodi. Ha fatto tutto il giro, vabbè. Ok, perfetto, li andiamo a massacrare. Non se l'aspettavano probabilmente. Cucù, siamo sbucati. E andiamo in modalità aggressione. Tanto dovremmo vincerla facile. Finalmente ci siamo liberati di questo esercito che ci dava veramente noia. I prigionieri li schiavizziamo. Bene, abbiamo fatto anche tradizioni militari. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, andiamo a mettere le lance, perfetto. Andiamo a fare il tiro e l'aggressività, perfetto. E poi vediamo cosa fare. Qui intanto abbiamo perso una cittadina. Stiamo continuando a perdere città intorno a Roma. Intanto portiamo questi uomini a Side che dovrebbero... Ok, perfetto, rientregarsi. Perfetto, il nostro compito... La flotta l'ha fatta e adesso andiamo a dare un po' fastidio a Rodi, dai. Diamo un po' di fastidio a Rodi. Mettiamo sotto assedio la città. Blocchiamo il porto. Vediamo se loro torneranno indietro per salvarsi. Qui intanto Sparta non ha ancora fatto... Ah no ragazzi, c'erano questi. Madò, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. No, partiamo alla rincorsa, se riusciamo a prenderli. È vero, c'erano questi. C'erano questi che potevano darci noia. Potevano darci noia. Allora, questa legione deve assolutamente rientrare. Me ne ero dimenticato completamente, ragazzi. Questa legione deve rientrare. Porca la miseriaccia. Porca la miseriaccia. Sconfinamento su Kush. Com'è possibile? No, siamo entrati nel terreno. Bravi, complimenti. Ma porca miseria, perché il gioco fa queste idiozie? Adesso Kush, che già non mi voleva particolarmente bene, avrà motivo in più per odiarmi. Va bene. Ci mettiamo qua in difesa. Iconium gli diamo... non so se dargli la caserma dei manipoli. Dai, diamo la caserma dei manipoli. Qua questa. Side. Gli diamo insediamento mercantile. Qua cittadina agricola. E andiamo avanti così. Qua la torre. Silos di grano. Dai. Non so se mi conviene potenziare tanto queste città, però. Allora, fatemi vedere. Qui l'esercito se ne dovrebbe essere andato. Possiamo quindi spostarci in questa direzione. Ho visto, mi sembra, eccolo qua infatti, spostarsi di qua. Ok. Andiamo a ridiscendere. Qui prendiamo altre unità ancora. Abbiamo 2 di cavalleria. Wow, sono veramente poche quelle che possiamo prendere. A questo punto li prendiamo così. Allora. E qua andiamo a prenderci il tiro. Vediamo quante ne posso prendere. Fatemi vedere, posso prendere ancora... Adesso me li ha sbloccati. Sto gioco. Ok. Dai che l'africana sta per tornare in auge. E direi che ci fermiamo qui. Allora ragazzi, c'è qualche promozione da dare perché l'ho vista. Fatemi vedere.
Eccola qua. Gli diamo in questo caso la difesa, perché mi sembra giusto rimanere in difesa, più 3 alla capacità di movimento in battaglia e sulla mappa, e più 2 alla difesa nel proprio territorio. Direi che questo è proprio nato e forgiato nella difesa. Vediamo se devo fare qualcos'altro. Tradizioni militari gliele abbiamo date, perché la libica è questa, ok. Manca le tradizioni militari della Marzia. Ok, queste gliele abbiamo già date. Va bene. Allora, siamo pronti per un altro turno, ma lo vediamo in un altro gameplay. Grazie per essere rimasti con me. Se avete suggerimenti, idee, scrivetemeli qua sotto. Mi raccomando ragazzi, like se vi è piaciuta la puntata. E noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.